In tanti alla festa provinciale del ringraziamento organizzata a Coldiretti, momento di raccoglimento per gli agricoltori vicentini al santuario di Scaldaferro a Pozzoleone, dove oltre alla Santa Messa c'è stata la benedizione delle macchine agricole, ma soprattutto l'occasione per fare il punto della situazione del comparto e capire come affrontare le sfide del futuro e le minacce al mondo agricolo, dalle agromafie ai cibi sintetici. Sappiamo benissimo che le agromafie cercano di insediarsi sui nostri territori, ma facendo squadra con Coldiretti, con il mondo della politica, con gli amministratori locali, ovviamente metteremo in atto tutta una serie di azioni politiche atte ovviamente a contrastare questo tipo di fenomeni. E poi ovviamente un altro appello fondamentale, che è quello di iniziare una dura battaglia soprattutto a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, contro il cibo sintetico. Il mondo dell'agricoltura però deve essere da noi ringraziato per ciò che fa in termini di serietà, di presidio del territorio e di legalità. Oggi le scelte del consumatore devono essere consapevoli, Coldiretti ce lo chiede e noi dobbiamo rispondere. Noi dobbiamo far sinergia con la parte politica, la parte dei cittadini, dove va a evidenziare il ruolo fondamentale e la grande capacità dell'imprenditore agricolo nel creare un cibo sano e di alta qualità. L'agricoltura vive del consumo dei cittadini e i cittadini ci devono anche riconoscere quello che è il nostro valore all'interno della società.